y les encomiendo a la Virgen de Fátima, a la custodia. Vi affido alla Vergine di Fatima, alla custodia dell'Angelo del Portogallo e alla protezione dei suoi grandi santi, specialmente qui a Lisbona, a Sant'Antonio, apostolo instancabile che se lo sono rubati a Padova. Predicador. Respira la frizzante energia dei giovani giunti da ogni parte del mondo in Portogallo per incontrarlo, Papa Francesco, che chiude i vespri nel monastero Dos Geronimus con questa battuta su Sant'Antonio rubato dai padovani. Una battuta accolta con il sorriso dai frati della Basilica che custodiscono da 8 secoli le spoglie mortali e la devozione verso il santo. Noi siamo stati contenti di sentire questa battuta scherzosa di Papa Francesco, anche perché ha richiamato il santo, Sant'Antonio, come uno dei grandi amici a cui si può ricorrere nella nostra preghiera. Ecco, poi è chiaro che sono stati gli scherzi della provvidenza a portare Sant'Antonio a trascorrere l'ultimo periodo della sua vita e a morire proprio qui a Padova, sebbene poi, come sappiamo bene, è il santo di tutto il mondo. Questo ci permette anche di approfittare per invitare Papa Francesco a trovare Sant'Antonio, di venire qui. Sappiamo che Sant'Antonio ascolta le preghiere di tantissime persone, figuriamoci se non accoglie e non ascolta quelle del Santo Padre. A Padova lo aspettano a braccia aperte i frati pronti ad accogliere questo Papa venuto dall'altra parte del mondo che per la prima volta ha scelto il nome di Francesco, fondatore dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. A Lisbona, tra i 65.000 giovani italiani, anche 175 accompagnati dai frati francescani, trepidanti nell'attesa dell'incontro con il pontefice che nel nome di Sant'Antonio così li ha già benedetti. Che Sant'Antonio interceda per voi e vi raggiunga la gioia di una nuova pesca miracolosa, e poi mi racconterete. E per favore non dimenticatevi di pregare per me.